Oggi il vertice tra governo e truffati delle banche e 15 associazioni su 17 danno l'ok alla linea del ministro Tria, rimborsi automatici ai clienti con reddito fino a 35.000 euro, patrimonio fino a 100.000, sono il 90% dei truffati. E sul fronte giudiziario sono attese novità nelle prossime ore dalla Procura di Treviso che ha chiuso le indagini su Veneto Banca, probabili modifiche a capi di imputazione e indagati. Classifica dei governatori più amati d'Italia ispirato dal Sole 24 Ore, Luca Zaia si conferma al primo posto staccando tutti le prime posizioni in mano alla Lega con Federica e Fontana. Proprio Zaia nella seconda giornata di Denitali a Verona ha regalato a Luigi Di Maio il gonfalone del Veneto, il vice premier pentastellato promette che questa terra ha il diritto che venga rispettato il referendum sull'autonomia. I due immigrati che a Padova salvarono delle acque del Piovero e del Brenta, due aspiranti suicidi premiati con il permesso di soggiorno per valore civile, la prima volta in Italia. Polemiche nel veronese, tonno e crackers invece che il normale pasto, una bimba straniera i cui genitori non erano in regola con il pagamento della mensa, sotto accusa il sindaco leghista. Dipendenza da gioco d'azzardo, parte dal trevigiano un disegno di legge per regolamentare a livello nazionale l'installazione di slot machine e video poker. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque le importanti novità che vengono da Roma ma che riguardano i tantissimi truffati dalle ex Popolari di Vicenza e Veneto Banca. Il vertice, il summit a Palazzo Chigi tra il Premier Giuseppe Conte e gli altri esponenti del governo e le associazioni dei truffati. Sentite cosa è emerso. Questo fondo potrà salvare il nord-est e tutta l'Italia. Questo fondo potrà salvare il nord-est e l'Italia. Sono da poco passate le 3 del pomeriggio quando un sorridente Patrizio Miatello dell'associazione Zellino Terzo da Onara esce dall'incontro con il Premier. Sono ore decisive. Oggi o si fa il fondo o si va a fondo. Le vittime del crack delle banche popolari restano col fiato sospeso, ma andiamo con ordine, riavvolgiamo il nastro e cominciamo dalla mattinata, una mattinata intensa. Il Premier Giuseppe Conte con il Ministro dell'Economia Giovanni Tria apre le porte di Palazzo Chigi alle associazioni dei risparmiatori. Ecco, siamo dentro a Palazzo Chigi, Sala Verde, stiamo aspettando il Premier e il Ministro Tria, siamo riuniti con tutte le associazioni e mi sa che oggi sia il giorno che il fondo venga attuato. Nell'aria c'è profumo di speranza. Inizia il vertice. Il ministro Tria porta la sua soluzione. Sia l'arbitrato per distinguere chi risarcire, non gli speculatori ma i truffati. Un arbitrato però solo per i redditi oltre i 35.000 euro o i patrimoni immobiliari superiori ai 100.000 euro. In questo modo il ristoro sarà immediato e diretto per il 90% delle vittime del crack delle popolari, mentre il 10% verrà sottoposto a verifica. Dunque, la linea di Giovanni Tria oggi vince e permette di ridurre al massimo i conflitti con l'Europa, disinnescando il pericolo di ulteriori rinvii e risarcendo il maggior numero di risparmiatori in tempi brevi. Convincente, tanto che la proposta del governo viene approvata da 17 associazioni su 19. Ora la norma dovrebbe essere inserita nel decreto crescita e accompagnata a brevissimo dai decreti attuativi, per la gioia della grande maggioranza dei risparmiatori. È una soluzione eccezionale che fa sicuramente onore a questo governo del cambiamento. Pensiamo che nel giro di poco, quindi sarà un discorso tecnico di 20 giorni, 30 giorni, vedremo, il fondo potrà essere attuato, quindi siamo sicuri e fiduciosi che domani il fondo partirà e questo è la dimostrazione e siamo convinti che questo fondo potrà salvare il nord-est e tutta l'Italia. Sul fronte giudiziario intanto del crack delle popolari venete sono attese novità nelle prossime ore dalla Procura di Treviso che ha chiuso le indagini sul complesso caso di Veneto Banca. La Procura si appresta ora a notificare gli avvisi indagati, ma ci sarebbero state delle modifiche significative al fascicolo sia relativamente ai capi di imputazione che agli indagati stessi da parte dei risparmiatori truffati. Ci sono molte aspettative anche in ambito giudiziario per vedere
riconosciute le responsabilità di chi ha portato al tracollo dell'Istituto di Montebelluna. Nelle prossime ore dunque le novità. Adesso invece parliamo della classifica Governance Poll 2019 stilata dal Sole 24 Ore, pubblicata oggi, che vede ancora una volta Luca Zaia, governatore più amato d'Italia, con un incremento a doppia cifra rispetto al giorno della sua elezione e anche un unplan della Lega tra i primi 3 posti. Con un risultato come questo i veneti si aspettano operatività. 1 giugno 2015 Zaia fa il bis e stravince le regionali restando alla guida di Palazzo Balbi per un altro lustro. Un grazie ai veneti che 4 anni dopo si moltiplica perché rispetto a quel giorno il gradimento è, se possibile, aumentato ancora di più e non di poco. Chiedere per conferma all'istituto demoscopico Noto Sondaggi, al quale il Sole 24 Ore si è rivolto per stilare il Governance Poll 2019, la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Che Zaia sia al primo posto non è una novità, ma impressiona quel più 11,9% con il quale si assesta al 62% totale, più 11% rispetto al 2015. Primissimo posto, un incremento che lo rende irraggiungibile rispetto al secondo, il collega del Carroccio Massimiliano Fedriga, alla guida del Friuli Venezia Giulia. Intanto questo risultato lo voglio condividere con la mia squadra, dall'altro penso che amministrare senza pensare ai sondaggi ci abbia aiutato perché a questo punto abbiamo anche fatto delle scelte magari controcorrente, ma le abbiamo fatte. La battaglia per l'autonomia su tutti, il fattore chiave per il grande consenso trasversale, ma non solo, secondo Zaia. La partita da Pedemontana, le Olimpiadi, Milano-Cortina, il tema dell'UNESCO del Prosecco, le riforme sanitarie e molto altro ancora. E poi c'è il dato politico, nei primi 3 posti 3 governatori della Lega, Zaia, Fedriga e Fontana, nei primi 5 posti governatori del centrodestra, contando i neoeletti Marsilio in Abruzzo e Solinas in Sardegna. Non era mai accaduto che il centrodestra facesse l'unplan tra i primi 5. Per trovare il centrosinistra bisogna aspettare il 6° posto, con Bonaccini, Emilia Romagna e Rossi, Toscana, al 7° posto. 9° posto invece per il governatore del Lazio e neosegretario nazionale del PD Nicola Zingaretti, che però aumenta di quasi il 6% rispetto alla sua elezione ed è in crescita. 4° posto invece per un altro PD, quel Vincenzo De Luca, che proprio con Zaia ha battagliato dialetticamente sul tema autonomia. E noi siamo orgogliosi di essere veneti ed è giusto che i veneti siano rispettati, perché i veneti pagano le tasse, lavorano e mantengono l'Italia. Uno Zaia che oggi al Vinitali, come ieri aveva accolto Salvini e Conte nel primo giorno, ha accolto da padrone di casa il protagonista della giornata di oggi, ovvero il vice premier Luigi Di Maio. Dopo il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro Salvini, arrivati ieri nella giornata inaugurale del Vinitali, oggi è stata la volta dell'altro Vice Premier Luigi Di Maio, che brinda con una delle bottiglie che saranno messe in vendita in occasione della Giornata degli Alpini per la montagna veneta. Il Cincini insieme al governatore Zaia e al sindaco di Verona Sboarina. Pace fatta dunque tra il primo cittadino e il leader pentastellato, dopo lo scontro a distanza tra i due nei giorni del congresso della famiglia. Il Presidente del Veneto consegna poi a Di Maio la bandiera del Veneto, l'occasione per ricordare l'impegno del governo sul fronte autonomia. Montagna per noi ha molti significati, no? Siamo quelli dell'autonomia, prego. Per me è un onore ricevere questa bandiera in regalo, è il simbolo dell'identità di una terra che ha votato al referendum, tutto il diritto che venga rispettato all'esito di quel referendum. Il Vice Premier ha confermato l'autonomia e il programma di governo, per cui si deve andare avanti, poi potremo discutere le modalità, però davanti a 2.328.000 veneti che hanno votato sì, bisogna andare avanti. Ieri era stata la volta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte garantire l'impegno dell'esecutivo per concludere l'iter dell'autonomia. Questo governo ha una sola parola, l'autonomia si darà. Di Maio, sempre in tema di autonomia, ha aggiunto: noi saremo garanti in questo processo della coesione nazionale, che credo vogliano anche i Veneti, i Lombardi e tutte le altre regioni che la stanno chiedendo, parole alle quali ha subito dopo replicato il governatore del Veneto. Voglio ricordare che la coesione è talmente garantita che noi facciamo un progetto che è previsto dalla Costituzione. Per cui è come dire rispetto al codice della strada e poi dice uno, però guarda che noi siamo garanti del codice della strada, ma se sto rispettando il codice della strada, garanti di che?
Io andiamo avanti che non c'è più tempo da perdere. Autonomia dunque in primo piano in questa seconda giornata di Vinitaly, ma al centro anche i temi caldi che stanno impegnando l'esecutivo in questi giorni a partire da quelli economici. Ieri il ministro Salvini aveva detto nel DEF che la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita. Il vice premier Di Maio oggi ha spiegato: sarò io il garante che la flat tax si deve fare e che entrerà nel DEF. Per quanto mi riguarda, ha aggiunto, l'unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi. Altro fronte quello di quota 100, è un provvedimento fatto dal mio ministero, ha detto Di Maio, e va avanti anche perché sta andando molto forte. Far girare la voce che si possa bloccare in anticipo rischia di fermare le richieste. Abbiamo fatto bene a farla, conclude Di Maio, perché c'è tanta gente che è stata bloccata dalla legge Fornero e adesso può andare in pensione liberando un posto di lavoro per i giovani. Intanto invece sul fronte della cosiddetta legge spazza corrotti ci potrebbe essere un ostacolo. Da Venezia, infatti, dal Tribunale di sorveglianza si solleva un'eccezione di costituzionalità. La legge spazzacorrotti potrebbe non essere del tutto costituzionale. La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. Il ricorso alla consulta riguarda in particolare il comma 6 dell'articolo 1 della legge, nella parte, afferma in una nota il presidente Giovanni Maria Pavarin, in cui la stessa si applica anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Un dubbio che è sorto sul caso specifico di un'istanza presentata al Tribunale di sorveglianza di Venezia, di fronte alla quale si è intervenuti rivolgendosi alla Corte Costituzionale come provvedimento cautelare. Il caso riguarda un geometra arrestato nel 2011 con l'accusa di avere creato una rete di corruzione negli uffici pubblici per favorire il rilascio di permessi e licenze di vario genere nel territorio comunale di Venezia. Condannato definitivamente a 3 anni di carcere, ha chiesto di essere ammesso ad un regime alternativo. In casa Movimento 5 Stelle, che del provvedimento spazzacorrotti alla paternità, parla per tutti la deputata padovana Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia alla Camera. Con la nuova legge non sarà possibile l'accesso al regime alternativo per un detenuto condannato per gravi fatti di corruzione, ha chiarito, ammettendo però anche qualche difficoltà di applicazione per i casi precedenti alla sua entrata in vigore. Ci stiamo coordinando per un intervento legislativo che affronti il nodo, ha concluso. Studieremo rapidamente l'intervento opportuno. E adesso le polemiche nel veronese a Minerbe, una scatoletta di tonno e un pacchetto di cracker a mensa a differenza dei compagni perché i genitori di origine straniera non sono in regola con il pagamento dei buoni pasto. L'episodio accaduto pochi giorni fa a una bambina delle scuole elementari di Minerbe è stato denunciato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, che parla di scelta discriminatoria da parte dell'amministrazione comunale a guida leghista. La scelta sarebbe stata concordata tra i gestori della mensa e il comune, di cui è sindaco il leghista Andrea Girardi, dopo inutili solleciti al pagamento verso la famiglia. Una decisione che avrebbe anche turbato la piccola, che ha pianto quando si è vista servire un pasto diverso e ridotto rispetto a quello dei compagni. Polemiche a Verona. A Padova invece una storia di tutt'altro tenore. Ricorderete i 2 immigrati che hanno salvato dalle acque del Piovego e del Brenta 2 aspiranti suicidi. Bene, oggi il premio con il permesso di soggiorno per valore civile, ed è la prima volta in Italia che scatta questo tipo di permesso di soggiorno. Dopo aver rischiato la propria vita una prima volta sulle rotte delle migrazioni mediterranee, si sono trovati davanti alla scelta drammatica di rischiare tutto di nuovo per salvare chi era in pericolo. Solomon e Ousmane non hanno avuto dubbi. Il primo si è tuffato nel Piovego per salvare una ragazza, il secondo ha sfidato il Brenta per mettere in salvo un altro aspirante suicida. 2 gesti coraggiosi che hanno portato Solomon e Ousmane a ottenere un permesso speciale di soggiorno per valore civile. Si tratta dei primi provvedimenti di questo tipo a livello nazionale, secondo quanto previsto dal decreto sicurezza entrato in vigore di recente. Ne danno notizia il questore di Padova Paolo Fassari e il prefetto Renato Franceschelli. Noi abbiamo ritenuto opportuno tramite il prefetto inoltrare una richiesta al signor Ministro, il quale l'ha accolta, per quello che ne so anche molto volentieri. Quindi voglio dire, sta cosa ha avuto un buon successo, credo che sia anche una linea che depone bene e che fa ben sperare per cercare di incoraggiare le persone che vivono sul nostro territorio ad operarsi, ad essere perfettamente integrate anche con questi atti di altruismo.
Il fatto di aver dato il via a questa particolare forma di gratitudine nei confronti di chi, pur vivendo nella precarietà la propria esistenza, si è reso responsabile di atti di coraggio e valore, è un motivo di orgoglio per le istituzioni padovane. Le due persone a cui l'abbiamo rilasciato obiettivamente si sono resi autori di un bellissimo gesto, hanno anche rischiato la vita, quindi credo che c'erano tutti i presupposti per poterlo proporre. Li abbiamo visti premiati, sentiamo allora le loro voci di questi due ragazzi premiati con il permesso di soggiorno per valore civile. Ousmane e Solomon non si sono tuffati nell'acqua gelida per avere un premio. L'hanno fatto perché il loro cuore gli aveva detto di farlo, punto e basta. Io non posso vedere qualcuno sta morendo e io so che io posso aiutarti, non posso stare fermo. Io sono contento perché io ho la vita, io ho salvato anche una persona, quindi questa è una buona cosa per me. Entrambi gli immigrati premiati con la concessione del permesso di soggiorno al valor civile hanno un'occupazione fissa e i loro datori di lavoro hanno assistito alla cerimonia di consegna dei documenti. Io sono molto contento di essere venuto perché cosa io ho fatto è molto importante anche per Dio e sono contento di quello, anche io molto contento per la mia vita. A proposito di migranti, dopo il dissequestro della Procura di Agrigento è pronta a tornare in mare la nave della ONG dei veneziani Luca Casarini e Beppe Caccia con un nuovo membro dell'equipaggio che fa già discutere. Io non farò il passeggero a bordo, non farò il passeggero a bordo. A bordo di una nave io devo avere delle responsabilità, non farò il parlamentare passeggero. Non sarebbe stato comunque un parlamentare passeggero qualsiasi il senatore Gregorio De Falco, diventato famoso a livello nazionale per la concitata telefonata con la quale ordinò al comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, di ritornare sulla nave nei drammatici momenti del suo naufragio. Espulso dai 5 Stelle per non aver votato la fiducia al governo sul decreto sicurezza, De Falco sale a bordo della Mare Ionio, la nave dei veneziani Beppe Cacci e Luca Casarini, della ONG italiana Mediterranea, per la quale la Procura di Agrigento ha disposto il dissequestro scattato dopo lo sbarco nel porto di Lampedusa di 49 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Una vicenda per la quale risulta indagato anche l'ex disobbediente veneziano Casarini, che però non ha intenzione di fermarsi. Il tema per noi non si pone, la Libia non è un porto sicuro, non andremo mai in Libia a riportare le persone e non obbediremo mai a chi ci intima di violare le convenzioni internazionali, la Convenzione sui diritti umani, a chi ci intima di compiere reati gravissimi. Matteo Salvini ha definito la Mare Ionio la nave dei centri sociali e proprio una direttiva firmata dal Ministro degli Interni definisce illegali e una minaccia per la sicurezza pubblica quelle navi che soccorrono migranti in zona SAR non italiana e non sotto il coordinamento del Centro di Ricerca e Soccorso di Roma, puntando poi autonomamente verso l'Italia. Casarini ribatte che in Italia non ci sono porti chiusi. Per chiudere un porto c'è bisogno di un decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture Toninelli e approvato dal Consiglio dei Ministri. Non c'è nessun porto chiuso in Italia, c'è un tentativo di polizia esercitato con appunto mezzi di polizia di bloccare un diritto e noi su questo abbiamo già presentato un esposto contro il governo, noi crediamo e abbiamo fiducia che prima o poi la magistratura farà luce su chi sta compiendo questi diciamo illegittimi ordini, sta dando questi illegittimi ordini. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla Marca Trevigiana, dal focolaio di TBC che fa paura, tubercolosi a scuola. Ebbene, tra domani e mercoledì un altro centinaio di persone, tra studenti e personale scolastico, verranno sottoposti al test Mantù. Era già stata anticipata sabato durante l'incontro al Palasport di Motta per fare il punto sul focolaio TBC l'intenzione dell'ULSS 2 di sottoporre anche i ragazzi di seconda media, quindi quelli usciti dalla scuola elementare nel 2017 al test Mantù. Oggi è arrivata la conferma, tra domani e mercoledì un centinaio di persone tra studenti e personale scolastico non più in servizio nell'istituto saranno sottoposti allo screening. Martedì con lettura venerdì, perché la Mantù richiede 72 ore per la lettura, faremo questo passaggio
e poi speriamo veramente di chiudere questa partita fino alla ripetizione dei test Mantoux sui negativi nella prima tornata di valutazione che è prevista, ricordo, il 20 di maggio. La decisione dell'ULSS 2 è stata presa per massima precauzione alla luce della positività alla Mantoux di 2 studenti che quest'anno frequentano la prima media. Complessivamente sono 10 le persone colpite da tubercolosi, 8 alunni e 2 insegnanti, tra cui la maestra che i sanitari hanno identificato come caso indice, 36 invece coloro che sono risultati positivi allo screening. Quello di Motta è un focolaio particolare di TBC, ha evidenziato il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità e massimo esperto in materia presente sabato al Palasport. Intanto anche il ministro della Salute Giulia Grillo è intervenuta sul caso Motta, sottolineando che la situazione è sotto controllo e assolutamente circoscritta e che non c'è ragione di preoccupazioni irrazionali perché tutte le misure di controllo e prevenzione sono state tempestivamente attuate dall'ULSS e monitorate dall'Istituto Superiore di Sanità. Ancora dalla Marca, ma stavolta per parlare di ludopatia, perché proprio dalla Marca trevigiana nasce la proposta di un disegno di legge di livello nazionale. Il fenomeno della ludopatia purtroppo è in aumento, ha dei costi sociali altissimi, dobbiamo agire subito e in modo efficace. E se 2/3 dei comuni della Marca si sono già dotati di apposite ordinanze per cercare di arginare il dilagare della dipendenza dal gioco d'azzardo, proprio a firma di una parlamentare trevigiana, il sindaco di Sernaglia della Battaglia Sonia Fregolent, arriva in Senato un disegno di legge perché le regole in fatto di apertura e gestione di locali e sale da gioco con distanze minime dai luoghi sensibili, orari e vetrate finalmente trasparenti vengano uniformate ed estese all'intero territorio nazionale. Parte da Treviso perché a me piace pensare che ci sia una sensibilità maggiore rispetto al resto del territorio e quindi come su altre cose siamo stati comunque in prima linea, così io credo che possiamo essere d'esempio anche a livello nazionale su una buona prassi che potrebbe diventare effettivamente legge nazionale. Il senso dell'iniziativa di oggi è quello di dire siamo consapevoli di quello che possiamo fare come comuni, molto di più si può fare a livello anche di Stato attraverso una normativa che renda uniforme su tutto il territorio la gestione e la modalità di gioco e di accesso a questi punti di gioco. 310 nel 2015 pazienti in cura per ludopatia al SERD dell'ULSS 2, nel 2018 sono saliti a 354, uomini sposati con un impiego stabile tra i 35 e i 50 anni, ma anche pensionati e tra loro molte donne. C'è anche una particolare adesso presenza di adolescenti, giovani adulti che si affacciano comunque ai servizi perché sostanzialmente un po' il gioco sicuramente delle scommesse online e poi comunque nuovamente le VLT, cioè le videolottery, che attraggono effettivamente la persona. Da qui lo sforzo dell'ULSS 2 di ampliare la possibilità di agganciare più situazioni di disagio possibili, basti pensare che a oggi viene trattato al SERD solo il 4,5% del bisogno potenziale del territorio. I giocatori a rischio superano i 30.000, per intercettarli partirà a breve un sistema di richiesta di aiuto online. La maggiore riservatezza dovrebbe spingere più soggetti a farsi avanti. Lo sport, una padovana di 17 anni, una nuova speranza della sciabola italiana, parliamo di Scherma, è una vittoria, l'ultima, un bronzo ai campionati Under 17, ci riguarda in qualche modo anche da vicino. Benedetta Fusetti, padovana, 17 anni, passa in un weekend dalla categoria promesse della Scherma italiana a splendida realtà della sciabola. Al campionato del mondo Under 17 infatti si porta a casa una splendida medaglia di bronzo, tanto in attesa quanto meritata. Benedetta, che tira di Scherma da quando aveva 10 anni, appassionata dopo aver visto le Olimpiadi di Londra, fa parte del Petrarca Scherma. Pochi giorni prima di partire per la Polonia, dove a Turun si sono tenuti i mondiali, non sapeva neppure di dover fare le valigie. Pochi giorni prima però, particolarmente in forma, aveva ben figurato in una gara austriaca. Così, con emozione, aveva ricevuto una convocazione insperata dell'ultimo momento, mandando in agitazione tutta la famiglia, le sorelle Carlotta, Diletta e Vittoria, la mamma Giulia e, se permettete, anche il papà Federico, che si chiama proprio come il nostro collega Federico Fusetti, anzi è il nostro collega Federico Fusetti. Benedetta ha passato 2 turni di eliminazione diretta, un derby con una ragazza di Torino, Federica Guzzi Susini, che
che ha battuto 15-3, si è fermata con l'ungherese che poi ha vinto l'oro, ma si è rifatta tirando per il bronzo contro una ragazza coreana, portandosi a casa la sua bella medaglia. Benedetta, che studia al Cornaro, terza liceo scientifico, tornerà a casa mercoledì. Bisogna studiare, ma a questo punto, sportivamente parlando, nessun sogno può essere escluso. Anzi, sognare è doveroso, comunque sarà il risveglio, sarà bellissimo. A 20:10 questa sera, dopo il TG di Treviso, con Alessandra Moretti del Partito Democratico e Roberto Ciambetti della Lega, a parlare di elezioni europee, ma anche di governo, banche, l'attualità, insomma. E poi alle 21:15 c'è Ring e quindi il talk show del lunedì, la politica alle corde. Con Ferdinando Avarino ci saranno Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Alessandro Bisato del Partito Democratico, Sergio Berlato di Fratelli d'Italia e Gian Antonio Darè della Lega. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni quella di martedì 9 aprile sarà un'altra giornata caratterizzata dal maltempo a causa di una nuova perturbazione di passaggio. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo molto instabile con piogge piuttosto diffuse, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Andrà meglio al mattino, tuttavia con cielo molto nuvoloso. Dal pomeriggio precipitazioni frequenti via via più diffuse col passare delle ore. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 17 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Maltempo anche sulla nostra regione con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio. Temperature minime sui 9 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.